Bom, potremmo anche principiare su piccolo momento di animazione organizzato dal Centro Culturale Universitario per giusto appunto l'incitazione alla lettura in prospettiva di un premio di lettori di collettività territoriale, premio di collettività territoriale di Corsica, premio di lettori 2014. Allora, sono stati selezionati qui quattro opere in lingua corsa, posto che è un premio in lingua corsa. Diceremo genero a genero che c'è due romanzi, Imigi e Ieietu, qui rispettivamente scritti da Iago Mutier qui presenti e Guido Benigni presenti di noi. Poi una raccolta di poesia presentata e scritta all'inizio da Francesco Ferrara, che noi presenteremo dopo, Avanga e Loro. E poi ma principia subito con qui, posto che Giuseppe Turchini si è scusato, non è mica potuto da qui, mille, che è una raccolta di indovinelle, che è un uso di sicuro tradizionale in Corsica e con l'arte di sicuro di Giuseppe Turchini in de risa, in de stalbatoio, in de storia che fa rida, è in via di costituire un'opera proprio interessante. Allora, ciò che vi propongo è di ragionare dopo con l'autore che sono qui presenti. Principieremo dopo aver presentato il libro di Giuseppe Turchini con Guido Benigni e Ieietu. Parleremo dopo di Migi e compieremo con Teo Cece con Avanga e Loro. Ma prima di tutto, non so mica se Giuseppe ci ha mandato uno scritto, un elemento di presentazione. Mi avevi detto che sì, ma se di no. Si sente? No. Dunque aveva promesso, come non può mica bene, e poi si le scusa e poi gli dispiace in più, perché aveva oggi una giornata di formazione e se lo devia scegliere, boh, aveva scelto piuttosto di venire a barattare con voi, ma è stato obbligato a starsene qua là, e un'amica Udolaggio per mandarci qualche filare di presentazione, ma alla fine, no, essendo dato che noi conosciamo, che voi conoscete, si ne può parlare a penuccia di ciò che lo fa qui e poi di noi di ciò che lo fa in generale. Penso che lei è una persona, se sommo guarda ciò che lo fa qui, vi domando a tutti di dire vostro parere a questa, penso che Giuseppe si interessa a un aspetto, diciamo, tradizionale, in un certo modo traconosciuto, che è lo stalbadoglio, o proverbio, o detto, a maniera, ciò che in generale è chiamato in modo appena così intellettuale, che è messo in della categoria di baremiologia, vale a dire tutto ciò che in un modo o nell'altro ha chi vede con ciò che si chiama la saviezza popolare, o giudizio, come ne parlata di tutti i giorni, in particolare dei proverbi, delle massime, bene a cristallizzarsi, diciamo, un sapere popolare, è appena questo. E come chi è dopo tradotto in modo di proverbio, admettiamo, e spesso attraverso lo stalbadoglio. Allora, insisto in questa perché sto libro qui, che è mille indovinelle, bicampate, se voi chiedete, ce ne mille bicampate, non so. Chi è uguale per due confraterne? Allora, quello che risponde. Chi è uguale per due confraterne? Il francese, quel est le comble, quel est le comble pour deux confréries. Allez, au padrino, tocca a te. Vabbè, gli edili di Gassi per cagione di campanilismo. Non va male, no? Ecco, e tutto è costruito così. Allora,
se uno guarda in maniera così superficiale, si ha l'impressione che è solo per far ridere. E quando si vede un autore che proprio consacra a maggior parte della sua attività di scrittura a suo modo di fare, si può dire che noi siamo in un genere minore, della categoria abituale della letteratura, siamo in un genere minore. Ma essendo dato l'attenzione che lui ci porta a lui, non è mica un genere minore, basta affittare i suoi libri per vedere che c'è una specie di messa in causa, non è mica detta in maniera diretta così, ma è fatta con assai garbo, assai vigio positivo, ci riporta a pensare a ciò che noi categorizziamo d'abitudine come letteratura alta e letteratura popolare e anche letteratura bassa. È interessante, va raccomando questa letteratura qui. E ciò che è proprio interessante è di noi l'adia culturale che è appena stuzzicata e appurata qui. Si potrebbe pensare che, conoscendo Giuseppe, si potrebbe pensare che è una persona che gli piace la lingua sputica, l'uso tradizionale, la radichera ha un genio assai popolare e campagnolo di lingua. Infatti, quando noi filighiamo qui appena, c'è tutto sempre, come sempre in dei turchini, tutto a base, o zudo che conviene per poter costruire su genere qui, ma a tempo c'è assai sapienza. Vedo qui quando presenta il libro, c'è una premessa che è assai interessante a leggere da un punto di vista di un progetto. Qualche zona fonda di Ugerbello comanda sta brama intagnevole che si materializza sotto parecchie forme di un metalinguaggio, o isticcio, o palindromo, a contrabeda, o baronimo. Basta che agacciata scherzessi e tocchessi in pieno. Dunque c'è un'andatura qui di l'umorismo che va a ciuttà anche in de tutta l'area di contatto di lingue, di contatto di culture. E qui basta approminarsi in gli indovinelli, che sono più che indovinelli, sono cacciati, ma si può, per esempio, chi dice, già cercare di parlare come turchini, chi dice ulozzu innamorato a roccia, a bubella si tu. A Bubella si tu. Io, ma a Bubella si tu ci faccio ridere, ma andate a fare un italiano con a Bubella, beh, non capisci mica. Dunque, c'è un tireteni con il bislinguismo che è adoprato qui e che allarga, essendo in lingua corsa, che allarga l'ampio. Bon, dopo ci sono universi come quando sortano le pote marine. Quando il mare è incazzito, dunque qui di nuovo c'è qualcosa di straordinario, eccetera, eccetera. E ci sono tutti gli lambi così, l'ambio di in due l'ambio di musica tradizionale qui di noi, in due enterano e birule a Uganniccio. Qui di noi ce l'aveva quantunque un riverente culturale di Uganniccio, che è un cimitero di Daiaccio e che a tempo era un luogo dove si trovavano sicuramente i canni che permetteranno di enterrare i biruli. Infine, c'è quantunque ad un punto di vista di avistiga e di l'ambio che è convocato una meraviglia di d'andatura, proprio interessante. Non so mica se a Sala vuole reagire per presentare un po' sa magnifica raccolta, ce n'è mille così, e dunque il titolo di no mille, c'è un yoga chi viene da un mille. Dani qui no, perché come l'hai filmato è filmato. No, mi faceva passare un genere che ha usato a monumentale, si chiamava Breve de Comptoir. In due montuado, un genere
no genere, sul genere letterario, sono mica basso o alto di letteratura francese, diremo, e ben Giuseppe ha riuscito anche lui, fece rimarcare questa famosa poubelle. A montato tanto in pascolina, io non so discutere, c'est la poubelle journée de ma vie. Donc forse certe sono state create, e certe, ella ha riuscito a ribiare, non parlare di se breve del comptoir popolare, corse, e mettere le donne non so scritto, perché da compri sono stato più proprio interessato da quella di noi. Ma c'è su io di contatti di lingue. E poi di noi ce l'abbiamo un percorso perché eravamo i primi a studiare corsi, comunque uso lavorando a Uganto, a un percorso di militante, di sindicalisti. Voilà, sostegno umoristico, risettambare il resto, che hanno fatto comunque che stalcano dunque la persona e la sua opera dunque letteraria. Proprio interessante. Mi faccio pensare di no quando su gioco di contatti di lingue così e d'ambio quando Pedro Mari in De Diodoro di Sicilia mi sono perso l'intrecciata e casca a lettera composta intera, perde l'intrecciata e oh mon Dieu! E Uggi di l'intrecciata e gli stessa di Martia finalmente che si ritrova a momenti qui, ma si di no c'è assai cuciature d'ambie così. Avete parlato di un mare incazzito, ma non conto mica perché è troppo. Bon, beh, c'è due omosessuali che sono a un mare in Bastia, perché è bastiaccio i turchini, tu dici campagnolo, ma c'è di noi a Magagna bastiaccia, ecco, dunque è tutto di una ricchezza ancora di più grande, e dunque vanno a un mare, ce n'è uno che dice, mi odia un mare incazzito, ci lampiamo di culo. Ecco. Una che buona. Tienilo un po' il microfono, Patrizia, così uvetti passare. Una indovinella che è buona è quella di come i turchi chiamano un baby food, ottomane. E tira avanti e tocca. Dunque, mille indovinelle di Giuseppe Turchini, Bastiaccio e Sermanaccio, che qui c'è proprio un estro e poi una ricerca, che ci insista a Nantu per poter assicurarsi della concepitura di l'opera. E mi passato ieri, mi presentavo su romanzetto o su novellona, non so mica come dire, ma in tutti i casi un bello passo che ha avuto l'onore, posso contare un costalbadoglio, di dargli appena una specie di, come dire, aveva un pensiero di essere appena scrianzato uso romanzetto e Guido mi ha domandato di leggerlo prima e l'ha risposto che veramente era una vera campa di aver scritto su piccolo romanzo. Allora, Guido Benini, mi pare che sul romanzo non si presenta più, scrivano che è a capo di un'opera di una bella decina di libri, romanzi raccolti, poemi, eccetera, poligrafo, si può dire, tra tutto, francese e corso di noi. E Iaietto è stato già premiato, mi pare, dal Consiglio Generale, Soevaule, scusami. E ultimamente l'affresco di Santa Trinità che è stato premiato che aveva un piccolo problema di salute che non hai mica potuto più d'autopremio, ma in tutti i casi parecchie volte premiato e auguriamo di noi belli premi a questo qui. Iaietto, allora, in due parole, è una scena campagnola al principio di un secolo e che mette in onda un eroe che è appena un antieroe. Allora, si può considerare che può avere un genere di conto filosofico o di stalbatoio come campagnolo, ma che ha una portata di qualità di vita. E a tempo c'è qualcosa di assai originale qui, appena licenzioso, scrianzato si può dire, e che Iaietto è un sempliciotto, ma che ha una qualità maggiore, si può dire così di modo appena crudo, e cazzuto.
è cazzuto, boh. Tifarico. Voilà, è tifalico. Boh. Come dici? Ah, sì, siamo passati da Porta Marina a un membro di Iaietto. Dunque, tutto qui, al di là di un conto, di un racconto, ci arriva quantunque una macchina appena iconoclasta di un paese e a tempo si può di no, mi dici se mi sbaglio, qualificare di romanzo etnografico perché ci sono passati proprio in una coerenza, in una descrizione di so interessantissimo, in un paese corso di 1900 e vada, qualcosa. Allora, prima domanda. Dici appena le condizioni di nascita di Suieietto. In primo luogo non è mica voluto forse trattare di un personaggio, ha voluto in una certa maniera da un dipinto della vita paesana a un'epoca che oggi è un po' strana, essendo dato che oggi c'è tutte le distrazioni in paese come le ci sono praticamente in città, televisione eccetera eccetera, dunque a quando passa anche un circolo, dunque in questi tempi non c'era che solo la distrazione, un sempliciotto del paese. Era quello che faceva ridere il paese, era quello che era un po' cuiocolo di gente. Chiedo a che non siano stranieri che venissero a stuzzicare un sempliciotto, è un nostro. Questa è praticamente in tutti i paesi l'ho vista. L'ho vissuta in San Martino di Roda come l'ho vissuta in Petralba, che sono i moduli paesi antenati. Vengo per dire che Iaietto ha esistito, è il suo nome. Antonietto l'hanno detto Iaietto. E ha fatto di maniera che i difetti e egualità e i particolarismi di questi due sempliciotti, dei due paesi, l'hanno appagliato in uno. Faccia che è un personaggio che face, come dice Radio, è il personaggio principale di scritto, ma è soprattutto ciò che ho vissuto è di un po' come lo si campava nei nostri paesi, a maniera di campare di zitelli e poi degli adulti. Dunque, sono mica proprio d'accordo con te, perché boh, su Iaietto qui è attrezzato per una forma di edonismo, una forma di qualità di vita, di piacere. Dunque, io quantunque mi piacerebbe che tu insisti appena in questo aspetto candido, questo aspetto di un piacere, di campare in un paese così, ciò che risorti quantunque in una macchina di paese che a tempo etnografica, ma una bugia di no, perché bon, mica forza in dei tratti di persone di qui, sa volontà di sgaggiare il piacere di vita di paesi, come la maestri o come l'assumi tu? Di una certa maniera è una maniera di vivere, di campare che non esiste più oggi. Praticamente nei nostri paesi non sa più lo stesso istinto di ciò che dice Radio, una certa socio-etnologia che non è più oggi come l'era in principio del XIX secolo. Io sono nato nel 1931, dunque si sa che a Mozidellina era innanzi alla guerra. E ho fatto si sta che personaggi come questo qui, non è solo una scelta, è che hanno esistito. Dunque, che è una macchina di felicità. È come l'è nato. A maniera di pigliare un parto, non l'ho mica vissuta, ma l'ho intesa lì, l'ho intesa contare. È stata... dicono che è stato uso castigo, è stata quella di nascere con un temporale scatenato. Ma all'origine l'idea di scrivere un libro mi venne da una citazione di La Rochefoucauld che dice ci sono dei sempliciotti che sanno e che se ne sanno usare. Il y a des simples d'esprit qui le savent et qui savent s'en servir. È vero che un zitello di questa maniera si è reso conto che lui era un iocolo e a risa di cugini, di parenti, di paesani.
ma di una certa maniera se ne è servito. E ciò che prova che non era mica stupido aveva la sua intelligenza. E come tutti i seianti che sono stati un po' in margine della società, soprattutto della società paesana, che era sempre una comunità ristretta, erano di una certa maniera uiocolo, ma se ne sapevano usare. Quando lui domanda alla donna che gli dice fammelo vedere, dice e tu cosa mi dai? Capisci? C'è già e poi invecchiando, hai un po' romanzato, me ne inteso, invecchiando finalmente ne approfitta della sua situazione di sempliciutto. E tutto questo un mischio della società paesana. Io voglio dire che ho conosciuto Ieietto, ma mica qua su, l'ho conosciuto in Bastia. E i bastiacci avevano conosciuto Ieietto che si chiamava altrimenti. Chi è Ieietto? È un prodotto di una persona che è intronata, come lo si dice, che è scantata, seria oggi è un marginale, ma il problema è che non è mica marginale nella società, è integrato nella società. Allora, questa dico senza vanne, diciamo, vaneggiare, come si tratta mica di dire, perché questa persona così soffriva di noi di essere così intronata e era esposta giusto appunto a Magagna e gli altri, ma come lo dice Guido, si cominciava con questa e ne sapeva giocare e ne sapeva finire a 100.000 proprio passate, non posso mica contare, mi scuserete perché tutti si scusate di dire qualcosa prima, ma io non posso mica contare ciò che lo faceva Giacò in Bastia e quelli che hanno conosciuto Giacò potranno testimoniare e c'era parecchie e cacciate così, ma c'è da scrivere mica mille, ma qualche centinaia di sono passate ieri, per questo che mi sono campato veramente leggendo, perché ci ho visto a tempo un documento, a tempo la trasformazione, come lo diceva Guido, e che ho fatto il letterario di un documento etnografico, sociologico, in bugia letteraria, e poi dopo ci ho ritrovato giusto appunto il ritratto di società che oggi, se non sono mica smarrite completamente, sono passate a secondo livello, a secondo piano, e società che sappiano in un certo modo, in modo empirico, da uso opposto a quello che non aveva mica. Ecco, io cerco questo, è per questo che ieri mi sono campato. E ti dici? Posso? Yeah. Beh, Yeah. io penso che c'erano di tutti i paesi, perché chi c'era alla quadella, Ieietto, chi dirà Viamone, e chi si acconciava di noi, e tutti i giorni c'era un teatro in piazza, dunque parlava in piazza e c'era un teatro perché tutto il mondo gli dava a capo, tutto il mondo entrava in uso yoga e quando è morto, disgraziosamente ha fatto un biodo, perché non c'era più per mettere a gioia e a magagna e del paese. Non mica si deciso altre reazioni del pubblico rispetto a Ieietto. Noi di noi in Bonifacio abbiamo parecchi Ieti perché in Bonifacio c'è sempre stato ospedale, l'ospizio. E l'ospizio è sempre stato un paese fino agli ultimi 10 anni quando hanno fatto ospedali nuovi e non è più la stessa cosa perché i sempliciotti prima erano dell'ospizio, poi hanno sorta e non avevamo parecchi così, e c'era combina, ci campavamo di noi, di l'integrazione, c'era un'integrazione che era proprio in una convivialità di paesi che faceva ridere a tempo, ma che soffrivano di noi, ma c'era s'aspettava. Dunque hai creato un archetipo letterario trattando di noi altri aspetti che sono veramente trattati bene. Pensavo giusto appunto alle condizioni di nascita, vi raccomando quantunque la lettura
di Ubartu, che l'ha giudito a Guido, a conto me si merita di vigorare un'antologia per l'aspetto giusto appunto etnografico, ma il lavoro letterario è tremendo a tempo, quando si tratta di condizioni a tempo ridicoli e drammatiche di nascita di Ieto, di l'incipit finalmente di un romanzo è veramente trattato bene. Potremmo passare forza ao secondo libro che è presentato quindi al quadro sul premio di lettori, è I Migi di Iago Mutier. Iago Mutier non si presenta più, poligrafo, eccetera, eccetera. I Migi è il quinto romanzo, o sesto, il quinto. Patrizia, Jean-Guy, è il quinto, se non mi sbaglio mica. È il quinto romanzo. Io I Migi. A Vuntana all'Altea. In Corpa Bastia. Septième ciel. E io il quinto. Cacciate stu bello il microfono perché chi... Dunque, è il quinto romanzo che a Costituzione dell'opera è palese, ma dice Gian Guido in l'articolo che ha consacrato ai Migi che ferma quantunque accompia l'opera e l'universo di Iago Mutier. Dunque ci preghiamo torna qualche bello romanzo per compiere questo opera qui. I Migi di un universo a tempo conosciuto ma a tempo nuovo, e forse in della maniera di presentare i cosi si può dire senza svelare un romanzo che c'è due narratori, se non mi sbaglio, una zitteduccia e un narratore, e che il principio del romanzo, il primo capitolo, è a valata di un uomo che si lampa in una corte, in un passaggio così, che è un universo a tempo, posto che siamo in un palazzo qui, in dove ci sono parecchi profili, parecchi personaggi, e il fondo di un romanzo è di un interesse tra l'eroe principale a città e no, e a tempo parecchi profili di personaggi così, un insieme di ritratti, non un scenario sempre presente qui, tra guerra e vendetta, e ciò che piace a noi a Iago Mutier si passa bene di narrazioni in un romanzo. Dunque, allora, prima domanda faccio partendo di due scritti che ho letto nanta I Migi di noi, un scritto di Patrizia Gadaceca che si può leggere nanta Inter Romagna, che è un bel resoconto che staglia bene l'andatore di un romanzo, e potete trovare dunque nanta Inter Romagna, e un scritto di Gian Guido Talamoni che è sortito in stampa, ma che voi potete ritrovare nel vostro blog, basta picchiare I Migi Iago Mutier e si ritrovano i due riverenzi nanta internet. Dunque, prima domanda, guerra e vendetta. E allora, una di particolarità che tutta mi pare è che a tradizioni e o zuto di accorzica di tradizioni è attrazzo, ma mai tema. E a guerra e a vendetta qui come è? Torna a guerra e a vendetta? A guerra è una Dice Gian Guido, guerre et vengeance, une fois de plus, et pourtant ce n'est pas un remake. A vendetta migliore, diremmo, per la costruzione drammatica della storia. E a guerra si impone a me subito, perché mi pare abbastanza facile a dire e a disubbligargli, perché chi sono nato in 1945 e che dunque a guerra non l'ho mica conosciuta, posto che sono nato due mesi prima della fine della guerra, dell'ultima guerra, eppure l'ho sempre intesa a metà, che la sia la guerra di 39-45 come quella del 14. E in del romanzo ci sono passi
che rammentano soprattutto a guerra, in questo romanzo qui, a guerra del 14, attraverso un personaggio, che è uno dei personaggi, degli eroi principali di suo libro, e che ha pigliato nei pochi tratti di personaggi che conosco, che ho conosciuto, e in particolare quello di un personaggio caro da mia moglie, che si chiamava Angelo Domenico, che era di Fiumorbo e che ha fatto la guerra, ma ha fatto la guerra del 14 senza sapere nulla di ciò che era la guerra, di ciò che erano le tranchée, di ciò che lui era. Un mondo stesso è la guerra. Dunque, se trovo Gusti in più è stato prigioniero, è stato galcassé, dunque ha conosciuto una specie diremmo, di concretizzazione di tutti i danni della guerra senza mai sapere ciò che l'accadia. E mi pare una metafora fondamentale di giusto appunto la guerra quando ella interviene, di un dramma in generale, quando ella interviene nella nostra vita. E allora è per questo che sul personaggio principale, di sicuro, mi sono aiutato di sommo, ma ciò che mi interessa quando scrivo un libro non è mica che fa un lavoro memorialista, l'avete capito, è di costruire un'opera che è una bugia, è qualcosa che mi interessa assai, di ripetere che la letteratura è bugia, ma si nutrisce di verità. È questo che mi interessa. E altra domanda, c'è sempre nella tua opera un aspetto di l'incendio in da Fontana Altea a morti e assai presenti, ma a servizio di un rimbiwi. C'è sempre, e qui per esempio, sempre Gian Guido Talamoni ti dici finalmente un morto, qui da un aforismo conosciuto in Corsica, un morto allarga uiu, ma se noi filiamo in d'opera che la pianti sa granitola, dunque c'è sempre questa idea quantunque. Dunque, tradizioni a trazzo, morti che allarga uiu, c'è sempre l'idea di fare una specie di tavola rasa per poter portare un altro progetto. Sì, perché allo stesso tempo che le celebrazioni a morte come le ritualizzata diventa poco a poco una convenzione e attraverso le lacrime, il dolo, tutti i riti c'è un po' che la sai, c'è e poi dopo c'è di sicuro c'è il rispetto di quello che è morto, c'è il rispetto della morte è la stessa, della vita, c'è l'attenzione portata al prezzo della vita, ma c'è di nuovo una specie di d'ammansà di morte, perché la morte ferma un scandalo per l'uomo di metà vita in generale. Allora, è vero che c'è risorsa di Avede, c'è risorsa di filosofia, di stoicismo, vabbè, ma ferma un scandalo. E dunque ciò che mi interessa è di buon sempre questa questione dello scandalo e la morte, perché l'uomo non è mica fatto per morire. Vabbè. E allora, qui una volta di più, autori della città, un affare chi volta a spesso nell'opera è un affare immanente, e Patrizia in Calcabè, chi l'eroe una volta di più è a città. Bastia, bon, si può pensare, ma è l'ultima questione, dopo vi do la parola, a città, eroi. Beh, agita perché Bastia torna. un po' essere che Bastia, di a tempo Bastia, ma non mi interessa mica che lui sia Bastia, diciamo ricostituito, non è mica questo, non è mica la ricostruzione di Bastia, mi è interessato soprattutto in Corpa Bastia, perché quelli che l'hanno letto vedono che c'è un sotto Bastia, che mi è interessato più che un Bastia sopra, perché ho conosciuto giusto appunto gente che avevano lavorato a ricostruzione di Bastia. Dunque non è mica la ricostruzione di Bastia che mi interessa,
tubori a dialettica che c'è tra agità, che è un'invenzione diciamo, di modernità, per dire cose in foglia, e poi dopo la tradizione che è glorificata in noi attraverso il paese e la vita paesana. E a certe epoche in noi si ritira da città per andare per il paese che è un luogo ideale di vita spudica. E ciò non è mica vero, perché c'è in tutte le tappe di vita di Corsica c'è questa specie di dialettica tra in su, in giù, e poi dopo c'è diciamo, l'accompaglamento di agità, c'è la ricostituzione di un paese attraverso i quartieri di Ostia che si vedono ancora e che si ne sente ancora parlare assai in tempi di elezione, restituisce la vita ai quartieri, è tutto quello che mi interessa. E pure ti avevi un parere o due, Patrizia, Gioan Guido io semplicemente o non Marigian ciò o che l'altro. hai detto due parole, no, giusto per dire che si agita qui non è mica nominata, dunque apre un spazio più largo. Dunque, noi abbiamo visto due punti così, so appena a guerra vendetta hai detto. Sicuramente mi pare che sono tematiche che rivengono, mica solamente in Giacomo, per esempio la guerra e in particolare la guerra di 14 si ritrovano società, Acquaviva, Ferrari in francese, ma sempre letteratura corsa, Biancarelli, e dunque di Berghi, 100 anni dopo la guerra, si vede che di poi qualche anni rivengono dalla letteratura, risorti dalla letteratura, e quindi è un nemico non è mica soluzione, non so mica perché si passa così, ma sicuramente c'è pur tempo di maturare da fare, e poi i primi che hanno vissuto la guerra non hanno mica parlato subito di sta affare, perché era una cosa di veramente non si poteva manco parlare, vuol dire un affare di scemi, e forse c'è pur 100 anni per vedere risorti nella letteratura, e penso io che forse domandassi perché risulta ora, perché tutto su tempo, veramente ci sono stati un canto sì, ma un romanzo di qualcosa di piuttosto nuovo, ma mica solamente in Corsica, perché anche a Stro si vede. E hai cercato nell'antologia di Ceccaldi elementi nella guerra del 14? Non ce n'è mica, se non mi sbaglio, non ce n'è mica. No. Forse perché ci voleva un momento dato. Io, quando Luigi e Jacomo che l'hanno inteso parlare, anche io non ho inteso parlare dai vecchi di avere i 14 e da un morabo di avere di 40. Ma forse che di l'ebiga che talmente tu non c'era mica abbastanza istanza per avere su questa parola sciolta anche di persone, l'ha detta Jean-Guy, che l'avevano campata. Mi pare che non c'è mica schisa quantunque l'aspetto metaforico, e io quantunque devo sfruttare la guerra faccio quantunque una differenza tra l'idea sviluppata da Jacomo Thier da un principio, viene a dire che sa morti che quantunque spazza un'epoca da granchi per poter portare un progetto nuovo. Un ritrovo mica quantunque si aspetto in una certa letteratura di un disincanto nata con Biancarelli o Ferrari, che quantunque con gente come Biancarelli che campano un portivecchio che è mangiato da predazione del turismo e del cambiamento di menti di una società di consumo, di individualizzazione, eccetera, su caos qui, sa perdita qui, sa morte, che metti Biancarelli a due piani, un piano di Appiadia, Portivecchio, mangiato e predato dal turismo, e un piano a montagna, sempre spudica, ma che a un momento dato
è acciaccata, assassinata da gente che hanno perso la mente di Dio. Si due piani qui e sa dispero qui non lo ritrovo mica qui. Qui ci trovo quantunque una spera e una via più settantesca nella misura che la trazzo, a lingua, a morti, tutto è costruisce, ma a un momento dato hop, si pianta granitola e si lascia partecipi un'altra società descritta d'altronde in del septième ciel e in degli elementi che noi troviamo qui, che costruisce un scenario, ma che non è mica in dell'aria di un disincanto. Mi dici se mi sbaglio, yeah. Mi dispiace che tu non ti sbagli mica e ne approfitto per attirare l'attenzione da un personaggio, da due personaggi che fanno un doppio in Trento e che sono Agidella che parla, che conta ciò che si passa in Israele e dice un giorno capisce radio, un giorno per radio balisà, si passa qualcosa e sapete che c'è un mistero nella sua vita, posto che usò Caccaro, usò Abone e a sua mammona che sono maritati, finalmente c'è un problema perché a sua Caccaro aveva quasi l'età di essere a sua mamma e poi c'è un mistero in questa vecchia giovane che ha 25 anni perché ogni tanto se ne va a fuochignare in un armadio e in un armadio c'è tra i panni che sono, i lenzuoli che sono liberati, c'è qualcosa che Agidella non sa mica, ma che sa che un giorno che la potrà vedere ad scoprire un ritratto e nel suo ritratto ad avere la soluzione, un mistero di gioventù di suo Caccaro, che è l'amore e che forse non è mica l'amore di suo marito. Come Luigi Brandon, de Diago mulher, quando è pensate che avete capito, e beh, tanto, va correre che vi siete sbagliato. Potremmo passare a Cecè, prima di compie, posto che l'ora avanza. Per Cecè posso dire qualcosa, posso dire che è tramonto come di piacere avere lui, perché io non lo conoscevo mica, conoscevo solo i suoi scritti, i suoi poemi. Voglio dire che questi poemi hanno avuto proprio difficoltà a trovarli. Finalmente hanno messo più di 15 giorni a servere libreria dove l'aveva comandati. Bon, e mi sono dunque l'ha aspettati, mi è venuta a Rama e mi sono a campo. Proprio mi sono a campo. E dunque grazie di essere venuto qui oggi. Dategli un microfono. No, aspetta. A ringraziare tutti. I due elementi quantunque di presentazione, l'Ulmigiano, che è qui oggi, Taravese, Ulmigiano, Propianinco, quantunque, di stilo qui tra Sartè e a Bucca di Cillaccia. E Francesco Ferrara, un'amica da oggi che scrive, noi ci conosciamo da parecchi anni, già hanno paura a questo, ma quantunque una bella quasi una trentina d'anni che tu pratichi, che tu facci poemi, canzoni, paroliero, eccetera, eccetera. Come ricordo di un bel libro che ho sempre in casa che tengo assai caro e dall'immerso all'eterno, che è un titolo magnifico e che si può vedere qui quasi in confronti, scritti di parecchi autori di suo luogo qui, fra i quali c'è Lanfranchi di noi che scriveva di già, e dove c'è il famoso Sintinedi d'altronde che è stato un successo di Ganto di noi. Dunque Francesco Ferrara non è mica un novizio in letteratura e in poesia, e qui ci propone un'opera trislingua
che è proprio di qualità. Trislingua vuol dire che è tradotta in francese magnificamente, andiamo a parlare di noi, ma Marie-Michel Leandri ha fatto una traduzione proprio bella. E poi la traduzione in inglese che posso meno io per chi non so mica così buono in inglese, ma che sicuramente sarà di qualità di noi. Allora, prima domanda, com'è questa scelta trislingua? Che mi pare l'ultima pubblicazione trislingua che abbiamo conosciuto è forse la raccolta di Noedi di Gian Maria Comiti che ha tradotto in francese o in italiano. E mi pare, se non mi sbaglio, che in degli stessi opera traduzione in francese o in inglese di un corso ce ne fossi pochissimi. Mi diceretti, ma a conto mio ce n'è poco. Com'è questa scelta? Allora, a traduzioni in francese sicuramente, Cascaia era obbligatorio di francese sicuramente, e l'inglese era una partura, era un mezzo d'apri a lingua corsa a Nanta al resto del mondo, perché cioè sapere che 80% del mondo parla o capisce l'inglese. E viaggio un poco, ho la fortuna di viaggiare e mi rendo conto che certi libri tradotti in francese non ne potevo mica offrire a gente d'Asia o d'Africa o anche dell'Europa, perché parecchi paesi d'Europa parlano inglese. E dunque era come una murata che si era formata davanti alla lingua corsa, davanti alla cultura e davanti alla nostra espressione e alla nostra maniera di vedere e di scrivere. E dunque io il Sud poter offrire a amici qui e offre a tutti i clienti che sarebbero stati interessati per la nostra produzione di radio letteraria. E per questo che abbiamo fatto una traduzione inglese, ma direttamente dal corso all'inglese. Non siamo mica passati per il francese. E posso dire, parlo quantunque un po' inglese, che c'è una potenza particolare in inglese, che si assomiglia di radio più alla versione corsa che il francese, perché il francese è un poco più complicato di radio. Ci puoi dire di più, non ti impressioni qui? Curiosa come impressione? Io perché non c'è che vedere. Quando avete una frase in corso, figuretta versione inglese, è quasi lo stesso numero di parole. Ce n'è quasi. Allora con i francesi ci vuole è una lingua più pomposa, il francese, più accademica. E allora che l'inglese si può dire che la traduzione è quasi attaccata al corso, non è mica staccata. Più stretta. È più stretta, è più vicina da ciò che ho avuto in corso. Dunque, il partito preso di un trislinguismo qui è un partito di va circolare, di va viaggiare l'opera. Di va conoscere allora, l'opera corsa, in generale. Di colpo a Vorma viene a spiegare di nuovo il fondo, nella misura che ha scelto tu 21 pezzi, se non mi sbaglio, 21 pezzi, che so a conto mio a tempo un nemico un'opera filata e un'opera testimonia, se capisco bene. Dunque a vocazione, il senso che tu dà a questa raccolta qui è di viaggiare attraverso a ogni pezzo che sarebbe una specie di campione qui di qualcosa che tu vuoi mandare da macchina e mica un'opera filata. Allora, ci puoi spiegare bene i tematiche che ci sono qui dentro, perché io ne ho identificato ben parecchi. Io parlo dell'uomo, non parlo mica di cose astratte o immaginarie. È vero che c'è una vola, c'è un frate Asura che è una vola, non è mica una realtà, sono due istanti, è vera, ma si può dire che a vola è diventata vera quasi, per tutti i sartinesi, per tutti i clienti da contratta, tutti i clienti del Rudiano, e faccio parte giustamente di questa storia rudionale.
è vero che ci sono parecchi personaggi che esistono. C'è Paolo, ne parlavamo con Guido Benigni, Paolo Massoni, che qualche anno conosciuto. E c'è Avidiana, che è una donna, era una donna di parte di Sarraglia, e che di i vidoli l'avevano portata in continente perché in vecchiaia e una di faceva più a sta da Pareda, e dunque era, mi pare, in parte di Perpignan, si roghi qui, e la donna non era mica viriccola, non ci sta mica bene, e è fuggita. Ne è fuggito un giorno, ha preso partito, è giunta e si è lampata in Bonifazio, donde una famiglia d'amici, e l'hanno ritrova i vidori dopo parecchie settimane e sono venuto a cercarla. E passando dunque in sul piano di Dortolo, ha detto: fatemi una carità, fermiamoci 5 minuti in casa di babà. E dunque sono andati a parte a porta e ha detto: vai, mi vidoli, laghettimi pure, secondo me. Dunque sono storie vere, e a me mi piacciono queste storie vere, che sono testimoni di ciò che noi siamo e di ciò che noi eravamo. Puoi parlare quantunque di l'olio e a Morca, per esempio, ma a tempo di Alejandro, che è un altro personaggio, dunque c'è un viaggio quantunque, c'è da un luogo a un'ora, e c'è quantunque un'idea attraverso 21 pezzi così, un'idea di suo viaggio qui che tu volevi passare menturato tra tradizioni e apertura. È un tuo progetto o allora è giunta come è giunta? No, penso che noi siamo corsi, tutti quanti noi siamo, ma facciamo parte di un universo. Non siamo mica che corsi, facciamo parte di tutto ciò che c'è in a noi. E la partura è importantissima, la partura per via degli inglesi e per via dei temi che sono scelti, giustamente, che tu fossi Alejandro Jodorowsky, che è un personaggio mai più visto, non si può mica dire ciò che è un uomo di teatro, è un uomo di cinema, è un maestro di tarocco. Vero tarocco, mi conosco. Tarocchi mica. Non si tarocca più. E dunque ha avuto la fortuna di scontrarlo. Dunque. È vero che c'è un uomo come William Hongso, che è un maestro di cucina, che è un amico di noi. Allora, quando scontro personalità interessanti e eccezionali, ebbene faccio una poesia, perché penso che c'è un interesse a far conoscere scienze qui. In tutti i casi sono gente positivi, non ciò mica, che risorti. cerco di trovare un genio umano e di spargerlo. Il titolo non è mica tradotto, finalmente. No, ma sarà un errore. Sarebbe stato meglio di fare una traduzione in francese e in inglese. Sicuro, nel testo c'è. La Fange l'or, Mud and Gold. È vero che in inglese sono, Mud and Gold. È vero. Potremmo sparta Pinuccia, Giacomo. Ma io voglio dire semplicemente che quando abbiamo insistito non ha necessità dell'inglese, non ci vorrebbe mica a passare troppo fuori, non ha bellezza o francese, no? Perché tu sai come me ciò che avevo maccia conta, i seri di gennaio, quando il cattivo sogno sveglia la creatura, le giughi a prima strofa, tu sais tout comme moi ce que la brume compte lors des nuits de janvier, lorsque le cauchemar fait sursauter l'enfant. Va bene, Yeah, no, ma se Il guide in inglese. Oh, yes. You know as well as I, mica as I, mica as I. The tale told by the mist of January
nights when nightmares awaken the children. Ma leggi del uomo. E aveva legge Elu. Aveva legge tu. È bello anche in inglese. Leggi giro tu per farci sentire a sono. Io? Sa legge. È un logo guardato, tutto il mondo sa che è un logo guardato. È un logo di te, qua io. No, un logo guardato è un logo particolare. Un logo guardato, curato. Guarda, Non so come qui, ma Solo che fosse chiesto protetti. tanto. No, sono luoghi, è vero, sono luoghi che sono stati all'epoca, ai tempi di Gio, ma i Gio di prima, mica i Gio sfondati, perché Gio non ce n'è più. Quando una persona, dunque, Gio via, o proprietario, via soldi, oro, e voleva piattare, l'interraia, dunque interraia nei soldi, o l'oro, o i ueda, e per proteggere Zorro, tombavano un innocente. Tombavano un innocente e un terraia sopra loro, accanto a una casa, un luogo, una zappara. E tanto questi luoghi qui erano i luoghi guardati e non si poteva più fare nulla. Non ho mai inteso parlare, no? C'è Marco Biancarilli che ne parla, non opera, non so più quale sede, ma ne parla. E dunque questi luoghi qui, e appuremmo anche oggi, vengo in Prubbia, in Rodiano, questi luoghi qui, i persone che cercano di installarsi in questi luoghi qui, o di avere un'impresa, o di creare qualcosa, non ci riescono mica. O c'è un fuoco, o la gente sono tombi, si facciano ammazzare. Maledetti, lui appena E maledetti. noi si chiamano i luoghi guardati. All'origine gli usagrado è questo. In ladino sacer, di questo. Usagrado. Sacrificato, sacrificato. E in Prubbia ce n'è due, e si può vera che o a casa appicciata, o la gente che ci sta diani, non ci potevano mica stare, perché tutti i seri c'erano i fantasmi, c'erano i trosti, e erano obbligati a fuggire. E a Manilita, in gente di campagna, dicevano qui non si può stare. E un altro luogo che è in città, c'è stato un morto, 2 morti, 3 morti, infine. Un luogo è un poco maledetto, è scomunicato. Ecco, dunque, voglio a te. Ma in inglese? Scusate, come in inglese non è mica... Hai detto che tu parlavi? No, ma voglio dire, è più indiano, è più indiano che... È meglio che Giacomo Gè. No, non ho mica detto. You know as well as I the tale told by the mist on January nights when nightmares awaken the children. Upon a butte, its mystery remains. The sun abrades 4 burning walls. The cornerstone facing the levant bears a seal. Few can read it, find, or explain it. Era appena me. Appena me. Baltimore. Baltimore. L'accento Su Tanaccio anche un po' di New Delhi. Ma avevi fatto, mi pare che i tuoi poesie, o Patrizia, sono stati pubblicati in America, no? Yeah. In inglese. Yeah. Io, c'est passé d'un'altra maniera, posto che sono gli editori newyorkesi che mi hanno contattato per fare una traduzione di una poesia. Che ho fatto io di nu da Ugo all'inglese e da Frédéric Mattei Jordan. E chi ne pensi tu di traduzione certe erano dopo certe non mi convenivano mica troppo. Ecco.
No, ma alla fine all'ingrosso dire una maniera in di fa passare di spargere un po'. Io sono andata a presentarlo là e tutto. Dunque, di un'apertura, come tu dici, che è interessante in noi. Mi pare che per me, non parlo che di me, è un'apertura obbligatoria per farsi riconoscere un po' gli stranieri. D'altronde anche dei rischi, in inglese è bella, non è mica solo una traduzione. E questa come è bella in francese. A me mi è parsa bella, se vuoi dirti, ne sono ancora più felice, ma è vero che la traduzione di Mariana Agosta, che è una corsa, è cenarchesi, e parla qualche lingua, come lo spagnolo, l'inglese e anche altri lingue, dunque mi è convenuta, sa. Una bella prova in tutti i casi. Ecco, penso che se non c'è più un immus di dia se ore meno 10, potremmo compiere su momento di presentazione. Rammento che quantunque ce l'andava a votare, sia per mille di Asepo Turchini, sia per Guido Benigni Ieiettu, o allora i Migi di Iago Mutier e di sicuro Francesco Verrara, Avanga e loro in 3 lingue, 4 pari sfarenti di sicuro, magnifici, consideraria mica fa una scelta, ma quantunque è interessante in il procedimento di andare a Ledia e a votare per onorare sa bella premiazione che guida di elettori. A biblioteca. Allora, dove si può votare? Si può votare alla biblioteca qui, si può votare alla biblioteca di Ceremo i Corti, si può votare in tutte le biblioteche di Corsica. E allora c'è da essere a sino il 30 di marzo. Dopo c'è qui una prima scelta e l'ultima scelta si face a un mese di giugno, dopo 2 mesi, a poco per 2 o 3 mesi, fate un calcolo, chi so d'animazione, è quello che è importante, più che un premio è lo stesso, e l'animazione in giro ai libri, a lettura, fino appena ciò che ne abbiamo provato a fare stasera, ma quello è importante. E dopo si passa, mi pare, il 16 di giugno, se mi ricordo bene, ci sono i comitati di lettori di tutti i luoghi, tutte le biblioteche di Corsica, che si riuniscono a GTC e che costì votano per quello che avrà il premio. Dunque normalmente ad aver tra marzo e giugno 2 concorrenti. Ecco. Grazie a tutti. Buonasera.